Dopo quasi 20 anni di inerzia che hanno determinato notevoli criticità nella gestione dello strumento urbanistico generale del Comune di Agrigento, approvato nel lontano 2009, con la conseguente impossibilità a dare concrete risposte a coloro che nel corso di questi anni hanno continuato a pagare le imposte sui terreni solo virtualmente edificabili, al fine di dare piena esecutività al vigente piano regolatore generale, l'amministrazione comunale ha provveduto ad approvare i primi provvedimenti propedeutici alla redazione dei piani attuativi zona C4. A comunicarlo è il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, coadiuvato dall'assessore Gerlando Piparo. In particolare, con la delibera di giunta comunale numero 84 del 24 maggio 2023 si sono determinati i parametri urbanistici relativi al dimensionamento a cui dovranno uniformarsi i piani di lottizzazione già presentati e in attesa di risposta e quelli che saranno redatti dai cittadini proprietari di aree nella zona C4. A questa prima delibera, continua il comunicato stampa firmato dal sindaco Miccichè e dall'assessore Piparo, seguiranno altri provvedimenti che andranno a regolamentare ulteriormente l'individuazione degli assi viari e delle aree da destinare a servizi nella stessa zona C4. Attraverso lo strumento della perequazione urbanistica che garantirà il pieno soddisfacimento di aree da destinare a servizi coniugata alla necessità di garantire il diritto all'edificazione dei proprietari. Un primo risultato sperato e fortemente voluto, frutto di un grande lavoro e sacrificio da parte dell'ufficio di piano e di tutto l'ufficio tecnico di Agrigento, tra cui l'ingegnere Alberto Avenia, l'architetto Dispensa, Giuseppe Luparello, il geometra Giacomo Pisano, l'architetto Mazzola, coadiuvati dalla sapiente consulenza dell'esperto di urbanistica ingegner Paolo Di Loreto. Questo quanto comunicato dall'assessore Piparo e dal sindaco Miccichè di Agrigento.